L'esterno entra nell'interno e in un certo senso c'è anche una forza centripeta nella rocca, perché la sala centrale non ha un perimetro cilindrico unito, ma ha delle nicchie, e queste nicchie movimentano l'ambiente, movimentano lo spazio e tendono a centrare. Perché l'esterno entra nell'interno e in un certo senso c'è anche una forza centripeta nella rocca, perché la sala centrale non ha un perimetro cilindrico unito, ma ha delle nicchie, e queste nicchie movimentano, diciamo, l'ambiente, insomma,